Sì, piano perché sono arrivati i giochi. Ah. Ok ragazzi, non sono quelle recensioni che danno fastidio a qualcuno. Cioè, io non l'ho mai capita, praticamente delle aziende mi mandano della roba, me la regalano in cambio della recensione e io dovrei dirgli di no. Ho scritto una qua. Va bene, comunque in ogni caso questa recensione farà felice anche quei personaggi in quanto questa è tutta roba che mi sono pagato. In questo video faremo la recensione, prova veloce più che spoiler, 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 spoiler. No, questo faccio un video a parte. Guarda come peta il sole. Anche perché io so già che i Mavic Mini quando arrivano con tutte e tre le batterie completamente a zero, quindi le metto in carica e poi farò la prova anche di quello in un altro video. Niente, io non so cosa ho ripreso, non so cosa ho detto, cosa ho fatto, perché praticamente avevo il microfono mezzo staccato, ossia la prolunga collegata alla macchinetta e il microfono no. Ah, a proposito del microfono, magari mettitelo qua, cioè veramente, vedi, questo è il bello di vivere una vita così spensierata, proprio con la testa fra le nuvole, e però questa è anche la conseguenza di questo stile di vita, quindi i video, no, che ogni tanto presentano errori, clip a cui manca la color correction, l'audio sbagliato oppure il microfono non collegato, eccetera eccetera. Vabbè, comunque niente, devo riassumere velocemente, molto sinteticamente tutto quello che ho detto, anche perché non ho assolutamente voglia di ripetermi. Pensavo che nel pacco ci fosse il microfono della Rode, quello che ho preso, che avevo menzionato. In realtà il microfono non è ancora arrivato, arriverà da Alessia, giustamente. È arrivato invece l'obiettivo che tanto volevo, il Sony 18-105, che è questo bestiolino qua, al quale ho già montato il parasole, paraluce sì, no, parasole, e avevo spiegato che questo sarà il mio obiettivo di tutti i giorni, al diaframma bloccato a 4 con tutte le lunghezze focali. Perché è l'obiettivo di tutti i giorni? Perché il 18 è poco più del 16 che avevo prima, no? E quindi diciamo posso tranquillamente mettermelo anche a questa distanza qui, quindi per fare i vlog ancora di più, ovviamente, così senza il minimo problema. Contemporaneamente è un obiettivo zoom, quindi posso spostarlo da 18 a 105, considerando che il tipo di macchinetta che utilizzo, la Sony A6600, ha un moltiplicatore di 1,5 per lo zoom, quindi in poche parole è un zoom 6x, quindi non abbiamo un 105 ma avremo, anzi no, un 200. È un bello zoom, c'è un bellissimo zoom, quindi utilizzo da tutti i giorni, veramente, non dovrò più stare lì a cambiare obiettivi. Ovviamente il mio 210 ho fatto il reso per poter prendere questo, aggiungendoci qualche soldino, quello sì è vero. Mi resta, se qualcuno fosse interessato, in vendita il Sony 1650, ok, che è quello che ho sempre usato per il vlog, originale della Sony, con autofocus e stabilizzato. Quello l'ho messo anche su subito.it. E mi resta il Sigma 16 mm, che è quello che c'è su, lo utilizzerò per quando devo fare certi lavori, certe foto a locali eccetera, ovviamente, o per le notturne, o per magari quando ho voglia di fare le riprese serali all'interno del camper. Allora sì, come il Sigma 16 non c'è nulla, quello è estremamente luminoso, quello è un 1.4 di diaframma. E niente, quindi salta la recensione del microfono che appunto non è arrivato. Non faccio la recensione dell'obiettivo perché insomma ce ne sono tante, non avrebbe neanche senso e soprattutto non ne avrei neanche le capacità, insomma le conoscenze, le competenze, ma lascerò a te vedere passando ora direttamente dal Sigma 16 che è su al 18-105. Bonjour! È un bel bestione, è bello grande. Benvenuto nel mio nuovo obiettivo. Cioè praticamente io ora ho iniziato questo video che non so cosa dire, non so cosa fare. Classico, no? Ah, guarda, interessante, per i video lo zoom non è solo da ghiera ma c'è anche il suo pulsantino, guarda. Tac. Wow, bello. Beh, questo è il suo zoom massimo, vedi? Non è che abbia chissà quanto zoom, però ce l'ha, è meglio di niente. Anche questo obiettivo è stabilizzato ed ha l'autofocus, quindi è perfetto per la mia tipologia di video e per il mio utilizzo. La cacchiata della Sony che non ho ancora capito bene è che quando metti come profilo colore l'S-Log 2, che è una specie di RAV, tra virgolette, molto tra virgolette, ti imposta come minimo, cioè ti forza l'ISO a 500. Cacchio, è tanto.
tanto, cioè ovviamente c'è il suo perché che ti imposta l'ISO a 500 perché deve aumentare la sensibilità del sensore per raccogliere più dettagli sotto, no? E poi eventualmente coprirli con le ombre, però in certe situazioni di luce e di sole è veramente tanto, dovrei aumentare i tempi. Vabbè, spoiler per spoiler, già vediamo che il Mavic Mini ha la sua borsetta, ma io quasi quasi continuerei e faccio un video unico, sì. Quindi non sono stato di certo il primo a comprare il Mavic Mini, quindi non ha senso neanche fare chissà che recensione, cioè stiamo veloci, ti faccio vedere giusto, guarda, quando lo apri hai la sua borsetta molto carina, ho la mia famosissima custodia mini portadrone che mi consente di portarlo in giro dappertutto, non vado a mettermi sta borsa qua. Certo, però è apprezzabile perché effettivamente purtroppo il difetto di questo Mavic Mini 2, guarda che bella, è anche piena di taschine, molto bella. Cosa ci abbiamo? Ho preso la versione combo, quella con 50.000 ricambi di eliche, il cacciavitino, il ricambio per il telecomando, e il telecomando è appunto quello che io volevo dire essere il difetto principale, ossia è un bel bestione rispetto a prima. No, che apprezzo tantissimo, c'è il cambio di velocità da telecomando tramite le vette, dicesi altresì in analogico. Ora il pulsante registra video, registra foto è tutt'uno. Questa è una roba strana perché prima apprezzavo il fatto che fossero separati perché decidevo con uno se fare il video, con l'altro se fare le foto, era molto molto pratico, quindi adesso non so, vedremo come la fanno gestire questa cosa. Scusa se faccio ogni tanto le facce da culo, in realtà sono molto felice, solo che ho il sole che mi batte negli occhi e quindi dà fastidio, no? E faccio le faccine. Queste le lascerò sempre su. Aspetta, queste erano quelle di ricambio e qua sotto hai le sue. Vabbè, io le tolgo e le metto assieme alle altre che mi ero tenuto giù dal vecchio drone. Cosa che può sembrare una cazzata, ma per me non lo è perché ormai ho tutti i cavi così, all'attacco USB Type-C. Yarankaula. Tradotto in italiano è l'USB quello nuovo. Tac, benvenuto Stellino. Oh, guarda che gli hanno messo già la protezione plastica. Guarda che carino, hai visto? Cioè tu praticamente lo tieni con le eliche giù così, guarda, glielo metti così. Che bello! E qua, tac, chiudi, guarda, vediamo, tac, ecco qua. Pensate che bello, così puoi metterlo anche senza eventuali custodie. Ma ti restano queste ali qui, a meno che tu non le metti là sotto, ma secondo me le rompi, aspetta. Andrebbero messe anche le alette sopra. Beh sì, è una cosa molto molto carina, sì. Questo me lo porterò dietro in camper senza ombra di dubbi, molto molto carino. Ovviamente prima di fare la prova, come già anticipavo, ci saranno le batterie ultra scariche, quindi andiamo ad aprire anche questa scatolina. Ti ripeto, non ti faccio vedere tanto bene perché tanto recensioni del Mavic 2 ce ne sono già tanti. Io ti posso dire un po' le mie impressioni avendo provato per un bel po' l'1, quindi ti so dire bene la differenza fra l'1 e il 2. Anche qui il caricabatterie, vabbè, cambia il colore, ha sempre i 4 LED di ricarica per ogni batteria come l'altro, ha sempre l'attacco USB. Perché quando tu metti le batterie ti consente questo qua di essere visto come un power bank, quindi tu puoi caricarti il telefonino o quello che vuoi tramite le batterie del drone. Hai capito? Carina sta roba. Nell'eventualità uno in giro gli serve, sai che si può fare anche sta roba qua. Ovviamente anche il caricabatterie, così come il telecomando e così come il drone, sono col nuovo attacco USB Type-C. Qua poi ci sono tutti gli attacchi per i vari telefoni, quindi adattatori per i vari telefoni, cavo USB, qui questa presa a muro, la mettiamo via per quando sarà ora di fare il reso che uscirà il Mavic 3. Manca una batteria, sarà su. Io rimetto subito, immediatamente in carica. Beh, il drone mi sembra identico all'altro, forse sarà un po' più piccolino, può essere un pelino, però è uguale. Qua dietro lo apri, guarda, hai sempre l'alloggio per la schedina, il cavo di alimentazione e qui la batteria attacca che ora mettiamo a ricaricare assieme alle altre. Tac. Guarda, lo metto a caricare nel tavolino qui, che è lo stesso posto dove avevo caricato per la prima volta le batterie del Mavic Mini 1. Tac. Ok, queste non erano proprio a zero, come puoi vedere sta caricando la seconda tacchetta. Comunque quando ha finito di caricare una batteria passerà alla seconda per poi passare alla terza. Non le fa contemporaneamente ma le fa una alla volta per caricarle giustamente bene e con più velocità. Certo avrei voglia di provarlo subito, quello sì. Che ore sono? 14:54. Beh, effettivamente sai che se te lo prendi anche te, io quasi quasi ti assisterei
passo passo per l'attivazione e la configurazione, così come forse avevo già fatto quella volta col Mini 1. Quindi è arrivato, ringrazi il corriere, saluti il corriere, apri il tutto. Prima cosa da fare, mettere subito in carica come ho fatto io le batterie. Nel frattempo che si caricano le batterie, seconda cosa da fare, che tu abbia iPhone o Android, devi andare nello store del tuo telefono e scaricare il DJI Fly, che è l'app per comandare poi il drone. Aspetta, mentre sono a caricare le batterie, siccome non mi fido, io metterei in carica anche il telecomando. Oh, bene, quindi USB Type-C. Purtroppo vedi, mi stavo avvicinando, no, a avere quasi tutti i cavi USB Type-C, e i furbi dell'Apple ancora fanno i cavetti Apple, quelli proprietari. Porca miseria. Altrimenti avrei potuto avere tutti i cavetti USB Type-C. Tac. Beh dai, almeno il telecomando era più del 50%. Ok, forse bisogna spaccare bottiglia, ammassare famiglia. Cioè c'è l'attacco vecchio, c'è l'USB Type-C e manca quello per iPhone. Maledetti prostituti. Ah, ok, ho preso tantissima paura. Devono aver tirato a indovinare e il cavetto iPhone era già collegato qua, meno male. Allora, devi tenerti il cavetto dietro, il telefonino va così, alzi a questa specie di molla. Bene, pensavo fosse l'asca, in realtà ok, no, la tiene bene, no, perché avevo paura di perdere anche il telefono. Tac, ricordiamoci che il telecomando carica la batteria al telefono. Allora, per accenderlo ti ricordo che come il Mavic Mini 1 devi dare un click veloce e successivamente subito un click prolungato, così guarda. Hai visto? E così si accende. Su Android partiva direttamente l'app della DJI, su iPhone devi avviarla a te in manuale. Connetti il drone, Mavic Air 2, DJI Mini 2. Il radiocomando sta cercando il drone. Ok, ci vuole ancora il drone. E niente, Italia, dai, la voglia di provarlo è tantissima, però niente, aspettiamo. Ora singano qui i corni? No, volevo mettermi i corni per vedere come mi stavano. Vabbè, comunque, aspettiamo che le batterie siano cariche. Nel frattempo vado a mettere via sta roba qua. Queste prenditele sempre, tienitele sempre messe via. Bah, buttatele in mezzo alla roba elettronica. Ti muovi a caricarti? Muoviti! 50.000 adesivi. Ovviamente, come nel Mavic Mini 1, questa plastichetta che vedi qua, che è davanti, che serve a proteggere la fotocamera e il gimbal, serve solo per il viaggio, hai capito? Non devi tenerla collegata sempre. Perdona le riprese, che vedrai parecchie riprese sfocate, perché devo ancora prendere confidenza con questo obiettivo. Quindi sì, per fare tipo uno zoom dovrei tenermi più distante, vedi? E zoomare, cioè se vuoi mettere una cosa da vicino ben nitida, vedi com'è, ok? Però beh, insomma, non è che ho voglia di fare recensioni, cioè ho voglia di vivere le cose eventualmente al momento, no? Quindi quando sarà ora di riprendere vedrai come si vede. Differenze tra il Mavic Mini 1 e il Mavic Mini 2, perché diciamo sono l'ho cambiato, ho fatto il reso del quello vecchio e ho comprato quello nuovo. Allora, tra i problemi principali del Mavic Mini 1 c'è il fatto che perdeva sempre il segnale. Questo non era proprio perché era un difetto, ma perché il telecomando si appoggiava sulle reti wifi, quindi era estremamente soggetto a interferenze. Spesso poteva accadere che tu a 200 metri perdevi il drone, in altre zone potevi arrivare a 4,3 km. Detto così, in parole povere, col nuovo sistema di trasmissione che ha il telecomando del Mavic Mini 2, che hai visto è anche più grosso, tu oltre ad avere i satelliti Galileo, quindi altri gruppi di satelliti in più rispetto a quelli che avevi già prima, c'è proprio questo sistema di trasmissione diverso che non viene influenzato dalle varie antenne wifi e via discorrendo, no? Quindi soprattutto in ambiti urbani, in mezzo alle città eccetera, il tuo drone prenderà sempre. Questo non è importante tanto per farlo andare lontano, chi se ne frega, quella è più una moda, una sega mentale, no? Il fatto di mandare il drone lontano, ma è il fatto di non avere problemi quando passi davanti a certe situazioni, palazzi, edifici eccetera, quindi non perdi il controllo del drone. Questa è senz'altro una cosa estremamente importante. Successivamente la telecamerina registra i video in 4K, diciamo non è una cosa per me indispensabile, però siccome ho iniziato a fare tutti i miei video in 4K, diciamo che la apprezzo senza ombra di dubbio. La terza cosa invece che io apprezzo tantissimo
divertissimissimo è il fatto che ora finalmente scatta le fotografie in RAW. Precisamente il formato è DNG, non è il RAW, però vabbè, ognuno ha le sue, tipo la Sony ARW e via discorrendo, insomma. E quindi mi divertirò molto anche con le fotografie con questo giocattolino. Ovviamente, avendo anche lui un peso inferiore ai 250 grammi, puoi volare sopra le persone, puoi volare un po' dove vuoi, tranne ovviamente magari le aree dove è espressamente vietato, tipo gli aeroporti, le basi militari, quelle cosine lì, hai capito? Lo puoi vedere comunque anche dall'app, adesso senza anticipare troppe cose, ed è estremamente tascabile. Diciamo che telecomandino a parte, che è un po' più grande, lui è veramente estremamente tascabile, non tanto per la leggerezza ma proprio per la dimensione una volta chiuso, hai visto? E poi ti dirò, rivediamo un attimo le ali che hanno detto che sono più robuste, ma sarà che io sono uno di quei tipi che ha cura delle proprie cose, non le ho mai rotte. Cioè, chi le cambiava di continuo, io proprio l'ho usato, strausato il drone, ma non le ho mai rotte. Allora, fa vedere, ma non ci vuole, vabbè, basta un attimo un po' la rottura alle eliche davanti, ma non è che ci voglia tanto tempo e chissà che laurea per chiuderlo. Guarda, sì, forse preferirei comunque utilizzare sempre la custodia che ho preso, sì, quella che avevo cattato su Amazon, la trovi tipo sui 10 euro e qualcosa, lo metti dentro là e dopo puoi buttarlo tranquillo dentro allo zaino che non strisci la fotocamera e non succede nulla. Io però in ogni caso mi porterò via questa protezione, ma anche il proteggi gimbal. Ma sì, dai, anche il proteggi gimbal, dai, tanto non pesa niente, lo metto dentro la sua scatolina. Devono essere venute di quelle riprese farlocchissime, perché ci sono di quei cambi di luce veramente pazzeschi. E poi se io mi metto al centro, ho il paraluce dell'obiettivo nuovo che mi nasconde la faccia, quindi non vedo neanche se sono centrato. Se sto di lato invece sì, riesco a vedere il monitorino, che già in parte è chiuso, è coperto dal rig. Cos'è il rig? Aspetta, te faccio vedere, via in bagno. Pare sempre robe sessuali, dico via in bagno. Ah sì, aspetta, stavo facendo andare il piccio all'ozono. Funziona veramente bene quel cacchiotto lì. Allora guarda, vedi, aspetta che mi metto, guardati. Allora vedi, sei praticamente abbastanza nascosto dal mega obiettivo, in più c'hai quei 4 mm di rig che ti nascondono, quindi non riesci tanto a vederti. Ma io lo spegnerei, senti che roba. Stuete, comodissimo sto cacchio, veramente una roba pazzesca. Se ti dovessi interessare, avevo fatto la recensione cerca Steril Vita, le puntine del mondo su YouTube. Molti si sono, diciamo, lamentati del fatto che costa tanto, mi pare che costa sulle 240 euro, però anche lì vedi, quando una cosa è di qualità in tutti i sensi, in più anche di dimensioni contenute, no? È ovvio che costa, un po' come i Mac, cioè non è che li paghi perché hanno la melina sopra, fidati. Io che da decenni utilizzavo Windows, sono passato a Mac, la differenza veramente la noti, e ti devo dire che non sono per nulla costosi per quello che ti danno. Idem tutte le altre cose, ci sono droni da 40 euro, però il Mavic Mini che tipo ti ho fatto vedere io qui adesso costa 600 euro. Allora tutti dicono che inculata, 600 euro. No, è il suo valore, c'è il perché costa 600 euro e il perché gli altri droni costano 40. Idem lo sterilizzatore. Ciao Italia, dipende sempre da cosa si vuole nella vita, no? Cioè non è che vale, non vale, eccetera, dipende veramente da cosa si vuole. Se vuoi una roba di qualità te la paghi. Se vuoi una monata tipo quelli che avevo già provato acquistati su Amazon, quelli smuovono solo l'aria e ti costano 3 volte meno. Però costare 3 volte meno per non avere nessun risultato, capirai che o spendi volentieri tanti soldini oppure non li spendi proprio, cioè zero. Ma quelle vie di mezzo di quelle puttanate, evita l'Italia. Fidate. Aspetta, metto un attimo a disinfettare la roba del cane. Partito, e chiudiamo perché credo che comunque non faccia bene respirarsi ste robe. Devo andare anche dalla Alessia, aspettavo che mi arrivasse il drone per poter partire. Aspetta che provo lo zoom del CPA, no, manca il bottone, aspetta che così vediamo. Oh, bello, vedi, così non trema la ripresa. Ah, bello, beh dai, meglio di niente. CP, lemi, cara. Sì, dai, meglio di niente. Cioè, tipo da qua mi prendo la teiera, fammi vedere. Vediamo, beh, bene, dai, mi par bene. Ovviamente ci vuole mano ferma, quindi me lo appoggio in testa e vediamo. Ok, zoomiamo tipo questo. Teniamolo fermo, eccola, bene.
Sì, era anche in mega offerta, da 600 e passa era a 400 su Amazon, quindi ho fatto il reso del mio obiettivo e ho preso questo subito. Guarda che bel pallone! Che bel pallone che abbiamo lì! Volevi che ti tiravo il pallone? Tiriamo... No, non vuole che gli tiro il pallone. Mi dai, porta qui il pallone, porta qui. Brava. Mettilo giù. Brava, ferma lì, che lo tiro io. Via. No, no, sei davanti. Che bello quel pallone. Non capisco cos'è che hanno una tomoca qua. Mi ha ozzonato tutto. Guarda qua. Stua qua. Sì, no, non so quante ore ci mette a caricare.